Primato della manifestazione 1:46,34 è proprio di Cesare Sciocchetti, in acqua in questo momento in quinta corsia in virtù del secondo miglior tempo di qualificazione. Il primo lo ha ottenuto Zuin, che parte subito velocissimo. Mattia Zuin 1:49,34 di qualificazione questa mattina, 24,94 Zuin, Sciocchetti in seconda posizione 25,88, poi Peron 26,03. Zuin in categoria è stato argento nei 200 stile libero, bronzo nei 400, si parla di vasca lunga ai giovanili in vasca corta nella primavera scorsa, argento nei 400 stile libero, bronzo nei 1500 e nei 200 stile dove aveva nuotato 1:47,80. Continua il passo vincente di Zuin, due lunghezze su tutti, 51,94. Rientrano gli alfieri Cesare Sciocchetti e Federico Colbertaldo che lanciano ora l'attacco. Colbertaldo, lo sappiamo, atleta che si è specializzato nei 4, 800 e 1500 stile libero. Negli 800 stile libero bronzo mondiale, primato europeo stabilito con il quarto posto ai mondiali del 2009. Le posizioni vedono ancora Zuin davanti, Sciocchetti in seconda posizione, Colbertaldo in terza. Zuin con la nazionale giovanile, oro e argento in Coppa Komen nella farfalla, argento nella 4x200. C'è l'attacco di Sciocchetti che si aggancia al treno di Zuin, è ormai incolmabile però il vantaggio di Mattia Zuin, 1:46,83, migliora il primato personale, rimane a Sciocchetti il primato del meeting. Sciocchetti che chiude secondo in 1:48,32 e poi Baggio